appuntamento con Lo Sapevo, inquadrate le proloco di questa sera. Vi ricordo che siamo in diretta 0432 573517 per prenotarvi subito per i 3 domandoni, dare una mano alla vostra proloco preferita. Andiamo subito a presentare gli ospiti partendo da una new entry, perché quest'anno abbiamo ben 4 filologici che vengono a trovarci nelle nostre dirette. Questa sera arriva un componente della Società Filologica Friulana, romanziere friulano, in friulano, mi dico dottore di ricerca in informatica, Gianluca Franco. Benvenuto a Lo Sapevo. Invece, a grande richiesta ritornano dopo il successo della scorsa puntata, sono loro responsabili dei 3 domandoni che un po' hanno messo in crisi la regione. Vediamo questa sera come andrà. Ringrazio e saluto Raffaella Lenarduzzi e Simone Salvador, organizzatori del contest The Best Sandwich di Pala Gourmet Pordenone, il centro esperienziale del gusto, una trasmissione The Best Sandwich che sta andando molto bene. Siamo verso la fine, vediamo se il regista mi manda in onda qualche immagine, perché siamo ancora ai quarti di finale, però tra poco andremo a scoprire chi sarà il vincitore. E quindi Simone? Esatto, sì, esatto, sabato prossimo alle 13:45 ci sarà il secondo quarto di finale, anche se non è propriamente un quarto di finale, con gli ulteriori 4 concorrenti. Passeranno 2 concorrenti. La settimana successiva, quindi sabato 25, ci sarà la semifinale sempre a 4. Passeranno anche qui 2 concorrenti e il 2 dicembre, sabato, ci sarà la finalissima e sarà una finale davvero speciale, anche particolare, perché ci saranno molte sorprese, ospiti e quindi anche un terzo panino, perché normalmente la sfida è su 2 panini, il tipico, il creativo. La finale sarà addirittura con 3 panini e quindi ci sarà da divertirsi e entriamo proprio nel clou dell'evento. Raffaella, siete stati bravi perché il contest per il miglior panino del Nord-Est non c'era, non esisteva. Non esisteva e noi siamo veramente felicissimi per il successo di questa trasmissione. Siamo grati a chi ha creduto in noi, che ci ha lasciato lavorare, ha avuto fiducia. Quando abbiamo fatto questa proposta, l'ha accolta, insomma, ringraziamo i nostri titolari ovviamente che hanno creduto in noi e insomma adesso stiamo raccogliendo i frutti di questo lavoro, siamo molto contenti. E anche Telefriuli. Ovviamente, sì. Allora, appuntamento da non perdere, sabato alle 13:45, adesso entriamo nel gioco di questa sera partendo dalla presentazione dei capitani. Per la proloco di Cividale Elisabetta, per la proloco di Zoppola Elver. Venite per l'applauso delle proloco. Bene ragazzi, ritornate dopo l'esperienza della scorsa edizione. Sì. Anche voi 2 puntate avete fatto? 2 puntate, quindi quest'anno ritornate per... L'ha vinto e l'ha perso, logicamente. Logicamente, però quest'anno... Ci impegniamo di più, Sì? Sì. A Zoppola sono tutto su Cividale, o quasi? Quasi. Quasi. Meglio. E a Cividale avete studiato a Zoppola? Abbiamo studiato. Però nessuno di voi è andato a Zoppola e nessuno è andato a Cividale, perché adesso va di moda tra proloco andare in visita alla proloco avversaria. No. No, non ci siamo organizzati, Non siamo però... andati in missione. Ma possiamo anche venire a bere nel caso dopo. Cioè. Okay. Va bene. Allora, facciamo un applauso ai vostri capitani, così prendono carica, andate a posizionarvi. Vedete nello scorrimento 0432 573517 per il domandone. Insomma, tenete già il telefono pronto per telefonare e dare una mano alla vostra proloco, perché insomma sono stati bravi i nostri 2 giudici esterni con i 3 domandoni. Ma partiamo con il quiz, andiamo a scoprire il primo argomento. Pulsantiere, bravi. Enogastronomia, quindi qui ne sanno i nostri 2 giudici esterni, Raffaella e Simone. Vogliamo sapere che cos'è il paparot. Vediamo le 4 soluzioni. Si arrivano, Arriveranno o non arriveranno? Sì. Zuppa con salsiccia e spinaci, zuppa con patate e salsiccia, con patate e carote o con patate e spinaci, A, B, C o D?
Non è zuppa con patate e salsiccia. Nessuno ha risposto perché la zuppa con salsiccia e spinaci. Nessuno a Zoppola la mangia il paparot. Neanche a Cividale. Solo Gubane e Strucchi voi, no? No, Brovada. Va bene, andiamo a vedere. Intanto Cividale -2, quindi partiamo così, sotto 0. Vediamo il prossimo argomento. Cultura generale. L'articolo 56 della Costituzione italiana stabilisce che sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto A. la maggiore età, B. 40 anni, C. 25, D. 50. Cividale no, non è la maggiore età. Zoppola può provare con la B, la C o la D. È troppo tardi. Sì, ok, C. Bravo, bravo. Perché avete sempre 15 o 20 secondi e 10 punti in palio, quindi attenzione con la velocità. Bene, Zoppola, vedi che tu la Costituzione la sai a memoria? Guarda, sì. Qualcosina. 7 punti, Zoppola, -7 Cividale. Elisabetta, mi raccomando, perché rispondere subito poi ti dà, cioè se dai la risposta errata... Ce la faremo a capire il meccanismo. Ok, andiamo a conoscere il prossimo argomento. Territorio, e qui andiamo a Butrio, quindi siamo più vicini a Cividale. Quante ville storiche sono presenti sul territorio di Butrio? Vediamo le possibili risposte. 18, 20, 14, 10, A, B, C o D? 8 secondi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nessuno ci prova, sono 14. Adesso la strategia di non rispondere stanno adottando a Zoppola. Hanno paura di buttarsi. Sì. Sì. Elisabetta, voi domani andate a Butrio? No, che le siete sentiamo vicini, così e già. contate tutte le ville che Stasera sono... andiamo a Butrio. Direttamente. Prossimo argomento, andiamo a scoprirlo subito, questa era la situazione. Sport, vediamo chi è più sportivo tra Zoppola e Cividale. In quale edizione dei giochi Paolo Vidoz ha vinto un bronzo olimpico? Pechino 2008, Sydney 2000, Atlanta 96, Atene 2004. Avete ancora 9 secondi di tempo per rispondere. A, B, C o D? Vado. Zoppola prova C ed è errata, -2 punti. B. Abbiamo ancora... Era Sydney 2000, quindi Cividale non ha provato, Zoppola invece ha dato la risposta errata. Andiamo a vedere qual è il prossimo argomento. Elver, che cosa preferiresti avere come argomento? Sai che abbiamo enogastronomia, musica, territorio... Musica, dai. Ma va? La signora però no. Sì? Qual è il suo cantante preferito? Avete il gelato? Là dietro, signora, perché ha preso subito, è andata subito in fibrillazione, ha sentito musica, come mai? Ma perché non... quando siamo qui, Sì, vada. quando siamo qui ci impaperiamo, se siamo a casa l'ascoltiamo nel divano, sappiamo tutti i titoli. No, ma lei sia tranquilla, pensi di essere sul divano, no? E vedrà che andrà bene. Qualcosa di zucchero, forse ne Di salto zucchero. fuori. Ma adesso intanto vediamo qual è il prossimo argomento, vediamo. Musica. A Cividale invece vi scatenate, cosa ascoltate di solito? Il più vario possibile. Il più vario possibile. Dicendo così, No, nel senso che dovreste poi essere- ognuno ha le sue passioni. Per cui... avete anche voi il gelato da qualche parte? Chi ce l'ha? Lei, la ragazza. Ecco, lei è giovane, quindi se ci fosse una canzone più moderna, magari tu sei quella più adatta. Come ti chiami? Pia. Pia. Ok, allora andiamo, avete 30 secondi, ascoltate l'inizio di questa canzone e poi compariranno i titoli.
Ascoltiamola. Tra poco, Cividale prova A. Non è giusta. Meno 4. Giusto, C perché avete sentito? Catch, bravi, bravi, bravi. Fate un applauso a Zoppola. Elver lo sapeva. Bravi. Allora, se fai il balletto, allora la prossima edizione chi fa anche il balletto avrà 5 punti in più. Potremmo anche pensare a questa possibilità. Zoppola 11, Cividale meno 11. Elisabetta. È ancora lunga. È ancora lunga. E allora, visto che per te è lunga, vediamo il domandone. Se da Cividale ti danno una ci riprendiamo un attimo. Vediamo, lanciamo il domandone prima della pubblicità. E chiamate da Cividale per dare una mano alla Proloco. E non solo, chiamate anche da Zoppola naturalmente. A chi è intitolata, fate attenzione, la strada provinciale progettata e realizzata dal conte Giacomo Cecconi che collega Pielungo ad Anduins in Val d'Arzino. Cioè voi di notte, invece di dormire, state lì a scrivere domandoni chilometrici. Una bella domanda, complimenti ragazzi. 0432 573517. Chiamate e poi ritorneremo, lo sapevo, con l'applauso delle Proloco. Bravi ragazzi. Lo sapevo, il quiz con protagoniste le Proloco, in grossa difficoltà adesso c'è Cividale, Zoppola in vantaggio, ma c'è un domandone che abbiamo lanciato alla fine della prima parte, vediamo se c'è qualcuno da Cividale o da Zoppola che vi chiama, che vi dà una mano. Vediamo, pronto? Buonasera, con chi parliamo? No, buonasera. Con chi parliamo? Bruno da Spilimbergo. Bruno da Spilimbergo. Sì. Lo conoscete? No? Nessuno? Lei è amico, è parente di qualcuno qui in studio? No. No, non ne conosco nessuno. Non conosce nessuno, quindi è neutrale. No. Però era interessato a rispondere al domandone. Sì. La strada? Sì, ci dica allora. La strada è dedicata alla regina Margherita. Giacomo Cecconi l'ha fatta in onore della regina Margherita. Bravo, bravo. Simone, Raffaella, mi date l'ok? Sì, perfetto, risposta esatta. Sì, risposta esatta. Allora Bruno, lei ha 10 punti che può regalare a Cividale o a Zoppola? Beh, si deve dare accettato a chi è più debole, a Cividale. Grazie. Bene, grazie per aver chiamato. Buona serata. C'era un'altra telefonata, vediamo se è rimasta in linea per salutarla e capire se sapeva la risposta. Pronto? Buonasera. Buonasera, a chi parliamo? Michela di Zoppola. Eccola qua. Ha perso cioè doveva chiamare prima. Mandiamo il domandone. Mandiamo il domandone. Abbiamo perso il giro. Allora, stia ferma lì perché dalla regia mi dicono di mandare il domandone. Se lei è così brava a darci subito la risposta di questo domandone, allora ha fatto bene a chiamare. Di quanti mesi deve essere la stagionatura minima del prosciutto di San Daniele? Allora, la signora si chiama? Michela da Zoppola. Noi sapevamo quella di prima. E questo è il bello della diretta, perché è arrivata dopo e quindi ci provi, non so, provi il 18 ha detto. 18? No. 18 mesi, no. Non è così, comunque insomma provi. È più stagionato, dicono qui i suoi colleghi di Zoppola. Non è così, grazie comunque per aver chiamato, deve essere più veloce a prendere la linea, grazie. Allora, vediamo com'è la situazione, quindi Cividale adesso è a -1 e Zoppola a 11 punti, però ritorniamo in gioco perché appunto c'è un domandone, voi prenotatevi da casa per dare una mano a Cividale o a Zoppola, le pulsantiere ai nostri capitani e andiamo a conoscere il prossimo argomento. Calma.
territorio. Allora, vediamo se avete studiato un po' la nostra regione. Andiamo a Moggio Udinese, che sarà un altro proloco che parteciperà al quiz quest'anno, e vogliamo sapere qual è la montagna più alta che si trova in quel comune. Andiamo a vedere le possibili risposte: il Pisimoni, il Zug d'Albor, il Chaval, la Crette di Aips. Si dice così, giusto? Gianluca? A, B, C o D? 3, 2, 1. Ed era la D, la Crepe di... Nessuno sa nulla su Moggio Udinese qui. Arriverà la Proloco. Prossimo argomento. Enogastronomia. Elisabetta, stai concentrata, hai tante donne nella tua squadra, ti distraggono. Hai la giovane, la Pia, che non sta ferma. Invece a Zoppola sono tutti tranquilli. Siete concentrati? Sì. Bene. Allora, enogastronomia, vediamo se questa la sapete. Sono una pasta lunga e si condiscono con sughi di selvaggina. Vediamo cosa. I Blacks, Palacinche, Presnitz, Rambasicci. A, B, C o D? Pasta lunga, pasta lunga, pasta lunga. Nessuno lo sapeva? Ma pasta Black. lunga, Allora, ma non è lunga? è una pasta lunga e si condiscono con sughi di selvaggina. Quella è un'altra ricetta. Cioè non dovete confondervi dalla foto. No. Vabbè, ma è quiz. Allora, proviamo un altro argomento. È quasi un mal tagliato. Eh sì, un mal tagliato. Anch'io sembra il Black. Cultura generale. Allora, adesso qui fate molta attenzione. Occhiali. Avete tutti e due gli occhiali. Avete anche la possibilità di ascoltare, perché in questo momento andiamo a vedere una scena di un film e voi dovete dirmi il titolo che compare subito. Quindi vediamo il film assieme, 30 secondi. Max Express? Bravi, Marrakesh Express. Chi è che l'ha visto questo film? I ragazzi, Vincenzo. date il gelato a lui. Facciamo un applauso al ragazzo. Poteva ingannare perché la stessa scena la vedi anche su Tre uomini e una gamba, una simile, e tu invece sei riuscito a capire... L'attore quello piccoletto col nasone, e poi c'è Gigio Alberti, credo sia quell'altro, adesso faccio fatica a ricordare, l'ho visto tanto tempo fa, però gran film. Bravo, bravo. 7 punti Cividale e 11 Zoppola. Complimenti a Cividale. Andiamo a conoscere il prossimo argomento. Carichi, a Zoppola, mi raccomando. Dopo il film andiamo ad ascoltare un po' di musica e prima Zoppola lo sapeva, quindi adesso facciamo attenzione, ascoltiamo questo brano, 30 secondi, mi dovete dire il titolo, ascoltiamo Giovanotti. Qui non è il Mississippi e nemmeno Atlanta, ma non so che cosa c'è nella mia pelle bianca, che a 14 anni mi ha fatto sentire come nato Holly Squeeze, ma sotto falso nome. 15 secondi ancora. Un cuore mediterraneo, working class hero, con un amore spontaneo. Pieno di vita, l'estate addosso o vita ragazza magica. A, B, C o D. Ancora 5 secondi. 3, 2, Cividale ci prova. C, giusto. Bravi. Hanno aspettato fino alla fine l'ultimo singolo di Giovanotti, quindi brava. E così passate, in questo momento siete in vantaggio. 12 punti Cividale, 11 Zoppola. Manteniamo la calma, ragazzi. Manteniamo la calma, dice Elisabetta. Andiamo a conoscere il prossimo argomento.
Territorio. Qui andiamo a Palazzolo dello Stella, se non sbaglio. Avete 15 secondi per dirmi. In epoca romana era attraversata dalla via Agna che metteva in comunicazione Aquileia con quale altra importante città dell'epoca? Vediamo. Portogruaro, Caorle, Sostino di Livenza, Concordia Sagittaria. Zoppola, prova D ed è giusta. 9 punti. Lo sapevi, A voglia. 20 punti Zoppola, Cividale del Friuli 12, c'è ancora un domandone, non so se abbiamo dei telespettatori in linea, altrimenti andiamo in pubblicità e diamo la possibilità ai telespettatori, andiamo in pubblicità però, sì o no? Sì, andiamo in pubblicità, lanciamo di nuovo il domandone, giustamente, poi andiamo in pubblicità così avete la possibilità di prepararvi e prenotarvi al telefono. Di quanti mesi deve essere la stagionatura minima del prosciutto di San Daniele? Chi l'ha studiata questa? Raffaello o Simone? Mangiate prosciutto a go-go voi, vero? Quindi diverse stagionature anche. Tra l'altro è anche uno degli ingredienti della prima fase del best sandwich, quindi del panino tipico. E quindi se andate a vedere le puntate su YouTube avete anche questa indicazione del best sandwich. A tra poco, ritorniamo, lo sapevo. Vedete il sorriso smagliante dei concorrenti perché ci si diverte, lo sapevo, vero? Vi divertite bene e si divertono anche da casa perché iniziano a telefonare per rispondere ai domandoni, in particolare a quello relativo al prosciutto di San Daniele. Allora vediamo se abbiamo già 2 telespettatori in linea. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, Gigliola. Gigliola da dove? Premarias. Da Premarias? Sì. Bene, prossima Proloco che verrà qui in studio, contro Buttrio la prossima puntata. Allora, ci dice i mesi esatti? Il numero dei mesi? Sono 24? No. Simone e Raffaella? No. No. E che a Premariaco mangiamo un altro prosciutto noi. Mandi, grazie per aver chiamato. Un altro telespettatore in linea? Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Sono Sara. Sara da dove? Da Zoppola. Da Zoppola. Allora, ci sa dire quanti mesi? Sì, minimo 13 mesi. Quanti? 16 ha detto? 13, 1, 3. 1, 3. Esatto. Brava. Attenzione perché Sara qua nessuno la conosce. Sì, la conosce. Sara, 10 punti, però ufficialmente te lo devo chiedere. 10 punti a chi li regali? Vi regalo volentieri a Zoppola. A Zoppola. Grazie Sara per aver chiamato, quindi 10 punti a Zoppola. Adesso vediamo qual è la situazione, perché... Com'è la situazione? Sapete quanti punti avete voi? 30. Ah, beh, bravi, lo vedete qua dietro. 30 e 12 Cividale. C'è un altro domandone e poi continuiamo naturalmente con il gioco. C'è il friulano. Quindi Elisabetta, puoi scegliere la 1 o la 2. No, la 3 non c'è. Nella prossima stagione eventualmente faremo anche la busta 3. Rimaniamo a 2. Potresti trovare l'italiano, dall'italiano al friulano o il friulano all'italiano. Tu che cosa preferiresti? Guarda, per come siamo va bene tutto. Posso dire, perché poi alla fine facciamo magari una brutta figura, va bene tutto. Allora, la 1 o la 2, dimmi? 2. 2. Questa non mi serve. Quello non ti serve, il pulsantiere lo potete appoggiare per il momento. Allora, dal friulano all'italiano, voi preferivate l'italiano? Sì. Quindi vi mettiamo tutti d'accordo per sto giro. Hai 1 minuto di tempo, 10 le parole, se si sbaglia si ritorna da capo, il nostro filologico sarà molto attento e abbiamo 1 minuto di tempo esatto, a partire da adesso. Vediamo se Pier mi dà l'ok. Flap. Fiapo, moscio. Tibia.
Flap. 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 Moscio. Tibia. Annoiare. Flap. Moscio. Tibia. Tediare. Flap. Moscio. Tibia. Tibia. Flap. È sempre moscio, ma... Tibia. Tibia. E io ritorno a dire flap. Siamo sempre lì. Tibia. Hai ancora 16 secondi, provate. Flap. Potrebbe essere, allora, fiappo, tribolare. No. Flap. 3, 2, 1. La botola non c'è. Allora, la signora è davvero una nostra fan e devo dire la prossima stagione la chiamerò per aiutarci a studiare un nuovo format. Da tibia, perché lei vuole la botola, ma non vediamo. Allora, io invece volevo andare dal nostro filologico perché TBA, spieghiamo che cosa vuol dire. Calpestare. Pigiare, schiacciare o trebbiare. Mai sentito, ma... Da tibia, in un certo modo. È la tibia. Sì, la tibia mi veniva, ma il problema era ricondurre qualcosa. Era difficile, era difficile secondo te? Dipende, sì, se uno non... Poi c'era intimele, la federa, guantiere, il vassoio, pizzighet, no è becchino pizzighet. Allora, è solo quello. Sì. Poi c'era crichecoculis, schiaccianoci, screa, inaugurare, esordire, inaugurare, non mi veniva di screa, ma... Sclap, sclap, spacco, spacco, bravi a zoppola, fenditura o crepa, dispatusa, far crescere, educare, svezzare, e tumia, tormentare, straziare, torturare. Quello che avevate voi prima era non TBA ma tumiato. A zoppola insomma eravate più preparati sul friulano. Adesso quindi quante? Una parola sola. Quindi un punto soltanto per Cividale. Adesso tocca a zoppola, quindi avete la versione dall'italiano al friulano. Se riesco a tirar fuori il foglio, sì. Anche voi 1 minuto di tempo, io vi indicherò le parole in italiano e voi dovete dirmi il friulano. Appena mi dà l'ok Pier, 1 minuto, 10 parole. Forbici. Fuarfis. Muschio. Grum. Forbici, forbici. Fuarfis. Muschio. Muscli. Ungere. Ongi. Sporcizia. Cranie. Cavatappi. Giavastropui. Panettiere. Fornar. Bietola. Blede. Brina. Forbici, forbici. Forbici. Fuarfis. Muschio. Muscli. Ungere. Sporcizia. Ongi. Cranie. Cavatappi. Giavastropui. Panettiere. Fornar. Bietola. Blede. Brina. Ok, scintilla. Lusigne. Ok, fino a scintilla ce l'avete fatta. Basta. L'ultima era ditale. Vignarul, brava la signora, Vignarul. 9 parole, bravi, bravi a zoppola. Appoggio. Il fatto è che avete trovato la parola subito che vi ha messo in difficoltà e questo dobbiamo dare la colpa a Michele Caligaris, che è il nostro giovane filologico che prepara. Tra l'altro. Lo conosco, ecco, allora domani lo chiami e vedete tra di voi come. Sì, assolutamente. Lo passate le armi. Allora, adesso però, cara Elisabetta, vediamo se avete studiato tutto su zoppola. Sento dietro un po' di... No? Siete facili voi? La signora però quella della botta è una bella idea, eh?
È meglio un secchio d'acqua. Secchio d'acqua, no, perché poi dobbiamo... No, vediamo la prossima edizione. Allora, le domande per Cividale su Zoppola, Elisabetta. Sono state preparate direttamente da voi, quindi voi avete fornito 5 domande e la stessa Proloco di Zoppola ha fornito 5 domande da proporre all'avversario. Qual è il fiume che bagna l'abitato della frazione di Castions? Cioè, come si chiama il fiume? Che ce ne fossero 7 lo sapevamo che andavano nell'Ivenza. Adesso Però per della la frazione giusta della frazione di Castions, è corretta la domanda? Sì. No, uno di quelli piccoli, cosa avevi letto? Fiume, perché avevamo un fiume o un fiumello, quindi uno dei due. La signora? Non c'è la botola, sia tranquilla. Col microfono, lei la sapeva? Castellana. Castellana. Neanche a Zoppola erano convinti. Ah, non abita a Castions, lei, va bene. Però lo attraverso tutti i giorni. Va bene, Castellana era, quindi questa forse era difficile per... siete andati... ecco, va bene. Andiamo a Murlis, giusto? Murlis o Murlis? Murlis. Nella chiesa di Santa Lucia si conserva una tela raffigurante Santa Apollonia, è opera di un noto pittore emiliano del Seicento, attivo anche in terra veneta. Qual è il nome di questo pittore? Certo che le avete preparate. C'è una signora che sta cercando di... È lei quella che ha studiato. È lei quella che ha studiato. Col microfono, col gelato? No? Non lo sapete? A Zoppola? Neanche... Abbiamo il nostro spacciatore. Allora, è Luca Ferrari. Piacere sapere. La signora con la botola però ci va dritta, eh? Allora, facciamo un applauso a Cividale perché erano domande difficili. La stessa Proloco è andata in difficoltà con le domande preparate. Ma chi ha preparato le domande per voi? È un nostro. Avete un tecnico di fiducia? Bene. Allora, le domande per Zoppola su Cividale. Quanti questa è la situazione, 39 punti per Zoppola e 13 per Cividale. Quanti borghi ci sono a Cividale? 5. Deve rispondere il capitano. 5. Risposta? Esatta. Noi siamo stati buoni nel preparare le domande. Bravi. 5 punti per Zoppola. Il nome della rievocazione storica che si svolge ogni 6 gennaio. Lo spadone. La messa dello spadone. Altri 5 punti per Zoppola. Sì. Noi abbiamo avuto... Tanto facili. A Cividale sono tutti buoni. Come la Gubana, bravi. Bravi. Allora, il tempo è scaduto, questa è la situazione, 49 punti per Zoppola, 13 Cividale. Lanciamo un domandone prima della pubblicità, andiamo in pubblicità? Sì, terzo domandone. Contro chi e in quale città Primo Carnera conquistò il titolo di campione del mondo dei pesi massimi nel giugno 1933? Contro chi e in quale città? Parliamo di Primo Carnera. Chiamate lo 0432 573517 per rispondere al terzo domandone e dare una mano alla vostra Proloco preferita. Andiamo in pubblicità con l'applauso. Eccoli qua. In diretta, in sfida alle Proloco di Cividale e Zoppola, c'è ancora un domandone, vediamo se c'è un telespettatore in linea. Pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Alessandra, da Cordenò. Alessandra, allora lei sa darci la risposta contro chi in quale città Primo Carnera conquistò il titolo di campione del mondo dei pesi massimi nel giugno del 33?
Allora, Jack Sharkey, New York. È precisa? La date per buona? È corretta. Sì. Allora, lei ha 10 punti in palio da regalare a una Proloco che è in studio, o Zoppola o Cividale. Io avrei piacere a Cividale. A Cividale? Alessandra, posso chiedere perché ha scelto Cividale? Perché sono friulana. Perché sono friulana. Scusi, ma lei dove abita? Perché qui mi chiedono da Zoppola dov'è Cordenons. Cordenons è vicino a Pordenone, però io di origini sono friulane, quindi Cividale. Ah, ecco. Ah, ok. No, perché qua la signora della botola si era già innervosita, col microfono, signora. Sono sincera, perché Cordenons fa parte del Friuli, come Zoppola. Esatto, sì. Se lei è veramente friulana, nel senso che è nata a Cividale, ci sta. Sì. Ok? Bene. Sì, sono nata proprio là. E sono felice per lei. Alessandra, grazie per aver chiamato, complimenti. Abbiamo l'altro telespettatore che aveva chiamato, non so se sì, c'è. Pronto? Pronto? Con chi parliamo? Buonasera. Sì, buonasera, sono sempre la Michela di prima. Niente. E ogni volta, cavolo, mi fregano la risposta. Bisogna cambiare telefono, non so, vedere se riusciamo a velocizzare. Marito per Natale me lo faccio regalare nuovo. Brava, ecco, bravissima, ha trovato l'occasione giusta. Grazie per aver chiamato, grazie mille. Figuri, buonasera. Buonasera, buonasera. La situazione. Cividale con questi 10 punti arriva a 23-49 Zoppola, quindi sempre in vantaggio. Andiamo a giocare ancora, andiamo a conoscere il prossimo argomento. Sport, 10 secondi, 10 punti per dirmi Franco Bertoli è un olimpionico friulano di quale disciplina? Vediamo quale. 4 possibilità, le vedremo tra poco. Sì. Pallavolo, sci di fondo, pugilato, basket, Cividale dice A ed è giusta. 33. Siamo poco sportivi a Zoppola. Lo sapevano, però sono stati più veloci a Cividale. Esatto. Niente, qua a Zoppola avete problemi con la velocità. Sia la signora, da casa, va bene. Andiamo a vedere il prossimo argomento. Cultura generale. Attenzione qui, attenzione qua. Come tutte le altre. Sì. A quale classe di animali appartiene il tritone? Anfibi, pesci, rettili, uccelli, A, B, C o D? Ancora 4 secondi, Cividale prova A ed è esatta, 6 punti. Elver, sì, no, sto parlando con no, ma io guardo sempre la signora, come si chiama signora? Oriana? Oriana, perché è in piena attività durante i quiz, quindi stia molto attento alla signora perché... Altro che sto attento. Perché può dare la risposta esatta, cioè Come no? ascolta, perché è molto presa dal quiz. 49 punti Zoppola, 39 Cividale, vi state avvicinando piano piano. Le elementari le ha studiate bene. Sì. Ah, giusto, Sono perché avete un stati i soldi piccolo investiti bene. ragazzo qui in studio che si chiama il ragazzino della Proloco. Come si chiama? Francesco. Francesco, facciamo un applauso a Francesco, tra i più piccoli concorrenti della trasmissione. Prossimo argomento,
Facciamo attenzione, al prossimo argomento è la velocità. Territorio, 15 secondi, 10 punti in palio, andiamo a Fagagna. A che edizione è arrivata la storica Corsa degli Asini? 127, 143, 182, 108, A, B, C o D. 9 secondi, ancora 8, 7, 6, 4, 3, 2. Elisabetta ci prova, dice A ed è giusto. 5 punti. Allora, la strategia di Cividale è aspettare fino alla fine, verso la fine. No, è che se sbagliavo era meglio che Perché? non tornavamo a casa, perché abbiamo il papà di Francesco che ha la latteria a Fagagna e quindi, se sbagliavamo eravamo dei problemi. La sapevi o ti sei buttata? Mi suonava, più di 100 erano, ma non così tante. Quindi. Ecco, c'era un aneddoto che volevi ricordare. La più famosa è forse quella del 62, che era la 70esima, perché ci fu un'iniziativa di Riedo Pupo, che era un grande scrittore friulano. E nel giornale locale, questa è la Barele, che si chiamava, perché Barele è il termine friulano per il crocchio che si usa durante la gara. Uscì questo articolo a sua firma in cui si celebrava questa grande corsa e si sosteneva che fosse l'ultima e che non ce ne sarebbero state altre. Quindi arrivò il pubblico il doppio rispetto al solito e si rinfocolò, diciamo, questa vicenda, ed era bello perché sosteneva che appunto questi asini erano gli unici atleti nel tempo del 62 che non facevano uso di sipamina, diceva lui, che evidentemente era un doping che si usava frequentemente. E anche gli unici atleti disposti a rinunciare a una vittoria sicura se venivano traviati da uno sguardo di un'asina o rispetto, insomma sì, nel suo stile era simpatico, però diciamo è un trucco che ha funzionato bene. Bene, facciamo un applauso a Gianluca che ci ha ricordato questo aneddoto. Prossimo argomento. A Zoppola che cosa preferirebbero avere? Enogastronomia? Vediamo. Dieci secondi, 10 punti. Il friulano Corrado Barazzutti è capitano della nazionale di quale sport? Judo, tennis, tiro con l'arco. Zoppola ci prova tennis, giusto, giusto. Lo sapeva anche lei? Anche chi? Anche Cividale. Devo beccare 59 punti Zoppola, Cividale. Guarda Loriana, guarda Loriana. L'avete vista che carica che è? Figurarsi se c'era la... Niente, dalla prossima edizione troviamo la botola, così lei arriverà subito. No, arriva lei. Io mi blocco prima. Prossimo argomento. Sorpresa, nella sorpresa avete 20 punti, 20 secondi ed è un argomento che esce così a sorpresa. Vogliamo sapere che cos'è la sinossi. Vediamo che cos'è. Un riassunto, una città dell'antica Grecia, una malattia cardiovascolare, un piatto tipico. Cividale? Un riassunto, giusto? Quanti punti? 18, quindi Cividale va a 62, passa in vantaggio, Zoppola 59, bravi. La sfida si accende adesso, si accende. Oriana, mi raccomando. Ormai no, ci sono altre domande nel prossimo blocco. Intanto volevo ringraziare Gianluca per essere qui presente in questa prima puntata per te e volevo darti l'occasione di presentare il tuo libro, la tua ultima pubblicazione che hai portato. Sì, tra l'altro capita bene perché diciamo, è una raccolta... A favore di telecamera, così lo vediamo. Sì, è una raccolta di 12 racconti, di cui uno è ambientato a Castione di Zoppola e uno è ambientato a Cividale, quindi va bene anche insomma, per la serata. Sono 12 racconti, 12 play darts, sarebbero perorazioni in italiano, no? E sono 12 appunto perorazioni a ringhe difensive di 12 personaggi storici friulani che hanno così una brutta nomea, insomma, per qualche motivo.
e quindi si cerca c'è una storia che in qualche modo rivaluta o mette in un'altra luce, diciamo, la situazione. E quindi si sposa bene, insomma, in questa serata. Con la puntata di questa sera, e comunque, insomma, evidenzia il nostro territorio. Sì, sono tutti personaggi friulani e in friulano, ovviamente. Ed è in friulano, bene. Complimenti Gianluca Franco, andiamo in pubblicità con l'applauso delle prologue, ultima parte decisiva, lo sapevo. Il quiz con protagoniste Le Proloco, vi ricordo la nostra pagina Facebook, Lo Sapevo, per rivedervi la puntata, perché trovate il link appunto dell'ultima puntata e avete modo di rivederla su YouTube, ma poi anche avete la possibilità di votare la vostra Proloco preferita per il ripescaggio. Il ripescaggio parte a fine gennaio, proprio con la termine della prima fase, però i voti, i vostri like, i vostri mi piace saranno conteggiati con tutti i voti che usciranno poi nella settimanale del Friuli, nel coupon che troverete da fine gennaio nel settimanale del Friuli. Quindi continuate a votare la vostra Proloco, adesso in vantaggio, prima in classifica di like la Proloco di Maiano, continuate perché poi al termine della puntata di questa sera ritroverete anche le foto di Cividale e Zoppola. Chi perderà avrà la possibilità di essere ripescata. Ma adesso andiamo a conoscere le iniziative della Proloco di Zoppola. Ci avete mandato anche delle foto, le vediamo assieme e magari ci indicate quali sono le vostre iniziative. Sì, diciamo le iniziative più importanti ormai le abbiamo già realizzate, perché noi come Proloco organizziamo Arti e Sapori durante, diciamo, l'estate, ecco. Fine luglio la nostra, diciamo, iniziativa più importante. Adesso ci avviamo verso il Natale e quindi siamo impegnati nella realizzazione dei lunari e dei quaderni zoppolani, che è, diciamo, è una raccolta di temi che riguardano soprattutto il territorio di Zoppola e le sue frazioni. E naturalmente ci sarà la presentazione un paio di giorni prima di Natale, insomma, ecco, a Zoppola. Altre iniziative le stiamo preparando per il prossimo anno, siete in pieno lavoro e piena attività. Sì. Ecco, io nel frattempo però volevo dare una spinta a tutti le persone di Zoppola, che in qualche modo penso che un po' tutte le Proloco soffrono, di avere delle persone che possano venire a far parte quindi, che vi diano una mano? A sopportare, visto che quest'anno non ci saranno i mondiali, quindi avrebbero l'estate libera. Ma proprio adesso il coltello nella piaga, io volevo evitare i mondiali stasera, invece... Ma sì, dai, facciamo altre cose, ecco, possiamo divertirci in modo diverso, ecco. Quindi mi raccomando, avete la possibilità di avvicinarvi alla Proloco di Zoppola. E poi, mi dimenticavo la parte che, Natale, presepi, quindi partecipiamo all'iniziativa di presepi delle Proloco, e quindi anche noi facciamo il nostro piccolo presepe, insomma. Bene, questa è per la Proloco di Zoppola, andiamo a Cividale, tante iniziative anche dalla vostra Proloco. Partiamo da quella più vicina? Sì. Hai portato... Esattamente, sabato 25 novembre insieme con un gruppo nuovo che è nato a Cividale, celebriamo la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, quindi in Foro Giulio Cesare, parole, musica, emozioni, insieme anche con i ragazzi del vicino liceo classico, alle 11, un'occasione per venire a Cividale e a vivere uno spettacolo che sicuramente riempirà di emozioni dato l'argomento e che abbiamo cercato anche noi quest'anno di sensibilizzare, insomma. Ci sono le foto del Ponte del Diavolo? Questa è l'ultima iniziativa, devo dire che veramente ci ha impegnato tantissimo, però il risultato è stato ottimale, ovvero in 3D la distruzione del ponte. Abbiamo fatto in modo che questo gruppo di artisti di strada facesse sparire il ponte in occasione del centenario. Il 27 ottobre 2017 si celebravano i 100 anni della caduta del ponte, e con questo telo che ha ricoperto l'intero ponte
si aveva l'impressione che all'epoca c'era, cioè che il ponte non ci fosse più. Le nostre iniziative poi, quelle diciamo ricorrenti, vedete qua sono le immagini del Baule del Diavolo ogni quarta domenica del mese, quindi la prossima domenica tutte le piazze sono invase dai nostri espositori, hobbisti, chi svuota le proprie soffitte, le proprie cantine, con circa 250 espositori, anche 300 se la giornata non è abbastanza buona. E poi invece le iniziative che abbiamo nel mese di giugno, che è Corti e Giardini in Musica, quindi nei giardini normalmente non aperti al pubblico, privati o luoghi un po' da riscoprire della città, facciamo dei concerti di musica di vario genere. Abbiamo raggiunto finalmente il 10° anno, cerchiamo nelle 4 domeniche di fare tutti i generi musicali più vari, e chiaramente poi facendo anche conoscere questi posti un po' particolari intorno a Cividale. E poi c'è il trucco, che insomma, questo è il nostro cavallo di battaglia, uno dei giochi storici da non perdere. Anche noi qui sensibilizziamo ogni anno i giovani a voler imparare a ricostruire il trucco, il vecchio cattino dove far correre le uova e come dipingerle, e devo dire che ogni anno è un successo, e seppur limitandosi solo a Pasqua e Pasquetta è sempre un gioco che attira grandi e piccini senza tregua. E poi San Martino, che è appena trascorso, Sapori della Terra, dove cerchiamo di riportare un po' le tradizioni enogastronomiche del nostro territorio. E poi Sapori Pro Loco ve li trovate tutti, perché a Cividale noi non partecipiamo non a Sapori Pro Loco. Zoppola? Neanche? Però per i presepi Cividale ci sarà? No. Zoppola sì. Allora invece andiamo in gioco. Pulsantiera, Elisabetta, Elver, tocca a voi. Queste sono le 5 domande decisive dove andremo a conoscere il vincitore di questa puntata. Cividale in vantaggio 62 punti, Zoppola 59. Andiamo concentrati, andiamo a conoscere il prossimo argomento. Cultura generale comunque legata al nostro territorio, perché andiamo a Sequals. A quale astronomo ha dato i natali Sequals? 20 secondi, 10 punti, vediamo le 4 possibilità. Odorico, Gian Vincenzo Mora, Romano Mora, Fabio Mora. A, B, C o D? Meno 4 punti, non è Odorico, è tra la B, la C e la D. Avete ancora 8 secondi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gian Vincenzo Mora. È chiaro che era un Mora, però avevamo dei dubbi sul nome di battesimo e non ci siamo azzardati. Prossimo argomento, 55 punti Zoppola, Cividale 62, sconosciamo. Sì. Recentemente, credo. Sì. Territorio. 25 secondi per dirmi qual è il luogo che vedete adesso nel video, e avete 10 punti in palio. Aviano, Budoia, Roveredo in Piano, Monte della Valcellina. Aviano è giusto, 10 punti per Zoppola. 65 punti Zoppola, 62 Cividale. Eravate più vicini voi ad Aviano? Prossimo argomento. Sport. Valentina Turisini ha vinto un oro olimpico in quale disciplina? 15 secondi, 10 punti in palio. Vediamo le 4 possibilità. Tiro con l'arco, tiro a segno, scherma a vela. Cividale prova, tiro a segno ed è giusta. Siete sportivi a Cividale? Bravi, qualcosa bravi. dobbiamo essere. 62 punti, Cividale, Zoppola 65. Ci sono ancora 2 domande, una da 10 punti e una da 20. Potrebbe cambiare tutto. Andiamo a conoscere il prossimo argomento. Cultura generale
Oriana, sempre legata alla nostra regione, in questo caso andiamo a Gemona, nel Duomo di Gemona. Quale anno risale il registro battesimale conservato nel Museo della Pieve e Tesoro del Duomo di Gemona? 20 secondi, 10 punti, andiamo a vedere le 4 possibilità. 1379, 1290, 1400, 1340. A, B, C o D? Avete ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. 1379. Oriana. Avremmo sbagliato. Sì. Eravamo a 1340. Voleva rispondere il signore dietro? Aveva indovinato, però non ha dato il suggerimento? Non era sicuro. Non era sicuro. Non è stato ricevuto. Si avvicini un po' allora adesso. Non è affidabile. E questo è il non è problema. affidabile, Oriana, ci vuole la botola anche per chi non è affidabile allora. Va bene. allora. Questo lo dice Oriana, io mi dissocio da quello che è, però lo dice lei. Allora, 72 punti Cividale, 65 Zoppola. Abbiamo adesso 20 punti in palio, fate attenzione perché è l'ultima domanda. 20 punti in palio e quindi potrebbe cambiare qualcosa. Insomma, vediamo. Con 20 punti vuol dire che abbiamo la sorpresa, quindi parte lo stesso il cubo. «20 secondi, 20 punti. Secondo il Guinness dei primati, il cognome più diffuso del mondo, con oltre 100 milioni di individui, è...» 4. Possibilità: Rossi, Smith, Tung, Lee. A, B, C o D? Zoppola prova B, sbaglia, meno 4. Cividale ci prova? Sì o no? Ai Rossi, Tungoli? No? E perché? Era lì. Dio, Scripigno. La sapevano ma non hanno voluto rispondere. Questa è la strategia adottata da Cividale. Mi hanno obbligato a non... Allora Oriana, allora stiamo calmi, stiamo... Allora, Elisabetta Elver, venite qua vicino a me, lasciate giù le pulsantiere, perché Oriana si è presa... C'è ancora una domanda dal vivo. No, venite qua vicino a me. Qui si stanno ancora sono ancora presi dal... Oriana, niente, Oriana, la botola il prossimo anno, vediamo io te di sistemarla da qualche parte qua a Telefriuli. Sì. Allora, vediamo la proclamazione del vincitore della puntata che affronterà la vincente tra Buttrio e Premariacco, le prossime proloco che arrivano in sfida. Vediamo chi vince la puntata di questa sera. Proclamazione. Zoppola 61 punti, quindi Cividale passa alla seconda fase, 72 punti Elisabetta. Cambiatevi i doni perché Elisabetta avete portato le proloco, vai pure. Avete portato un presente per le vostre proloco. Elisabetta, voi avete portato... Proprio in occasione della celebrazione del centenario della caduta del Ponte del Diavolo, per ricordare l'opera che abbiamo fatto anche un libro noi come proloco, ne abbiamo portato una copia per ognuno perché ci sembrava bello raccontarvi come è nato questo progetto e tutta la storia del Ponte del Diavolo. Ci sono anche il numero dei mattoncini che dovrete sapere il prossimo anno. Del Ponte del Diavolo, bene. Sì. Invece Zoppola, Elver ha portato... Bene, noi abbiamo portato una... Grappa? La grappa, ecco. La grappa Pagura, che naturalmente... Esatto. Quella l'avevamo studiata. Non l'hai bevuta, l'ha studiata. E c'è anche la dedica dentro per voi. E naturalmente questi sono i quaderni zoppolani e i nostri quaderni che facciamo ogni anno. Insomma. Grazie mille.
Bene, Grazie. votate Zoppola per il ripescaggio. Tra poco troverete la foto sulla pagina Facebook. Grazie Elisabetta, grazie a Elber, grazie alle Proloco. Ringrazio Gianluca Franco, componente della Società Filologica Friulana, e ringrazio Simone Salvadore e Raffaella Lenarduzzi di Palla Gourmet, The Best Sandwich. Ricordatevi l'appuntamento Telefriuli alle 13:45 per i quarti di finale. Grazie ragazzi, Grazie a voi. grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a Gusti, Paolo, Pier.